produttori della Coldiretti veneziana sono stati ospiti a Cortina durante i Giochi Olimpici Invernali 2026. L'evento si è tenuto presso la Casa della Regoles, dove è stata ospitata Casa Veneto. La presidente della Coldiretti veneziana, Tiziana Favaretto, e il direttore Giovanni Pasquali hanno guidato i visitatori presenti attraverso un viaggio tra le eccellenze del territorio veneziano. Coldiretti Venezia è venuta a portare il suo medagliere, l'agroalimentare veneziano. Abbiamo portato il carciofo violetto di Sant'Erasmo, il formaggio Montasio, il radicchio di Chioggia, il miele di Barena, le vongole veraci e per brindare un buon lison di OCG. Ecco le nostre medaglie. È intervenuto all'evento anche l'assessore all'agricoltura della Regione Veneto, Dario Bond, che ha portato i suoi saluti e ricordato il lavoro di Coldiretti volto alla valorizzazione del chilometro zero e dell'impegno continuo sulla tracciabilità e l'origine dei prodotti, per dare un giusto riconoscimento agli agricoltori. Chilometro zero è la madre di tutta la tracciabilità dei prodotti, di tutto il movimento che è nato attorno ai nostri prodotti, ma ai prodotti nazionali, nel dire produciamo locale, vendiamo locale, consumiamo locale e poi alla fine il compendio finale è stata la cucina patrimonio dell'umanità come riconoscimento della trasformazione dei nostri prodotti. Ma se non nasceva quel momento lì, non nasceva neanche tutto quel movimento di, diciamo, rendersi conto che l'Italia e il Veneto sono dei grandissimi produttori di prodotti locali di qualità e che noi dobbiamo consumare prodotto italiano, prodotto veneto e prodotto delle nostre province. Nasce dall'intuito di una persona che io stimo molto, che è Clodovaldo Ruffato, della Coldiretti, della Sandra Chiarato, del movimento di tante donne e tanti uomini della Coldiretti con tanta buona volontà, di Terra Nostra, del sistema agrituristico in generale. Nasce da persone che amano il territorio e che in qualche maniera volevano dire ci siamo, ma facciamo consumare dei prodotti nostrani e genuini a tutti i cittadini veneti italiani. La Coldiretti veneziana ha così celebrato con successo le medaglie dell'agroalimentare veneziano a Cortina d'Ampezzo, mettendo in risalto la resilienza e le qualità dell'agricoltura veneziana. Sono stati presentati prodotti iconici come il carciofo violetto di Sant'Erasmo, le vongole veraci, il radicchio rosso di Chioggia, il miele di Barena, il formaggio Montasio e il vino autoctono Lison classico. In un mondo fatto di sacrifici, di tanto lavoro, di sfide quotidiane che in questi ultimi anni hanno messo a dura prova gli agricoltori con gli effetti drammatici del cambiamento climatico, dell'aumento dei costi di produzione dovuti a equilibri internazionali instabili e mutevoli, nonostante tutto ciò, l'agricoltura veneziana è resiliente. L'agricoltura veneziana è anche salvaguardia della biodiversità e ancora meglio quando si riescono a mettere in campo progetti come quello avviato nel 2022 con Tetis Spa, che con la collaborazione di Coldiretti ha posizionato delle arnie nel giardino dell'Arsenale, ottenendo una produzione di miele apprezzata per bontà e qualità. Lo ha raccontato Gianandrea Mencini, responsabile della comunicazione per Tetis, ospite dell'evento. Oggi si è dato spazio alla tradizione, ma anche all'innovazione, grazie ad agricoltori che decidono di sperimentare coltivazioni diverse, come accade per le erbe e fiori eduli, ora richiesti da cuochi stellati e utilizzati in ristoranti rinomati, una tendenza che sta prendendo sempre più piede. Cosa sono i fiori eduli? Sono dei fiori che vanno mangiati in sostanza, che il più classico è appunto il fiore di zucca, però ne esistono decine se non migliaia di varietà che appunto oltre a decorare i piatti devono avere anche un senso all'interno del piatto stesso. Fiori ed erbe sono considerati spesso e volentieri decorazioni, non è il termine giusto, quello che è sul piatto deve essere mangiato e soprattutto vista l'importanza del gusto di certe piante si rischia di rovinare il lavoro della cucina se si mettono dei fiori che non hanno un senso per far colore o per far bello il piatto. Nel pomeriggio l'evento si è trasferito, sotto una copiosa nevicata, nella baita Coldiretti a Zuel di Sopra.
Qui i cuochi contadini veneziani Diego Scaramuzza e Patrizia Grassetto hanno deliziato gli ospiti con ricette che esaltano i sapori veneziani. Forse per ricordare la morbida neve che scendeva su Cortina, in apertura del momento conviviale Diego Scaramuzza ha proposto un piatto di polenta di mais bianco perla con vongole veraci, mentre nei tavoli era disponibile una colorata insalata di carote di Chioggia con senape e fiori eduli. Si è passati poi a gustare gustosi gnocchi di patate con radicchio rosso di Chioggia e speck e un risotto vialone nano con vongole veraci. Non è mancato il Montasio, abbinato al miele di Barena. Il Lison classico è stato il vino che ha accompagnato la degustazione. La neve ha certo dato il suo contributo alla buona riuscita della giornata, ma i dolcetti veneziani con sbattutin, bagnati da vino passito, non sono stati in disparte e hanno ben concluso la salita sulle montagne olimpiche della Coldiretti veneziana. Piccola nota, viaggio ottimo e le strade erano sicure con un attivo presidio delle forze dell'ordine e con molti mezzi spazzaneve all'opera. Ovvio che se nevica o piove non puoi correre, ma nessun allarme, come i social si sono divertiti a scrivere. Nevica, andiamo piano, perché non dobbiamo conquistare una medaglia, ma solo tornare o andare sicuri.